E adesso passiamo agli uomini di governo, uomo di peso, e quindi invito a salire sul palco il segretario della Lega, vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Che bella gente, chissà se quei comici che per far ridere vanno in Rai a parlare di veneti come popolo di ubriaconi stasera cambiano idea. Un pensiero affettuoso. Sarò veloce perché ho fatto tante campagne elettorali con le preferenze per il comune, per il consiglio di zona, per l'Europa, e quindi lo dico ai candidati: questi sono i giorni più importanti da qui a lunedì pomeriggio, perché l'obiettivo, lo dico con sobrietà, umiltà e scaramanzia, non è vincere, è stravincere il Veneto. Sentivo Luca e Alberto, oggi è una giornata che per tutto il centrodestra, per tutto il Veneto, mi permetto di dire, in particolare per la Lega, dopo 30 anni di battaglie, di impegni, di gazebo, dal Monviso a Venezia e referendum, la firma per l'intesa per l'autonomia è un passaggio storico di libertà, di modernità, di progresso e di innovazione. Quindi, grazie ai 2 milioni di veneti che ci hanno permesso di arrivare fino a qua. Stamattina ero a Cortina, nessuno credeva che dopo 70 anni saremmo riusciti a riportare le Olimpiadi in Veneto e in Lombardia. Ci siamo riusciti e la vittoria l'abbiamo fatta nella maniera più incredibile, giocando in trasferta, perché la Lega ci è riuscita quando era al governo con i professionisti del no, con i signori 5 Stelle. Ebbene, grazie alle Olimpiadi non solo il mondo guarderà le Dolomiti, ma oggi ad esempio ero col sindaco di Belluno, stiamo rimettendo a nuovo la stazione di Belluno, stiamo facendo le varianti in Cadore, abbiamo, mentre la sinistra chiacchiera, stasera 20 miliardi di euro di cantieri aperti in tutto il Veneto, strade, autostrade, ferrovie dal porto di Venezia all'alta velocità, alle case popolari. Sicurezza, la sinistra ha sempre negato che esista un problema. Io rimango alla cronaca veneta di queste settimane. È una storia di coerenza, di impegno, di battaglie. Parto dalla provincia di Rovigo, dove pochi giorni fa un pensionato di 68 anni si è trovato 3 rapinatori incappucciati in casa, ha reagito con una pistola legalmente detenuta, ha sparato, li ha messi in fuga. Ma soprattutto, e so che qua c'è anche Stacchio e lo saluto, ma soprattutto grazie alla legge sulla legittima difesa voluta e approvata dalla Lega, finalmente non è indagato il pensionato, ma sono indagati i rapinatori che hanno provato. Da Rovigo ci spostiamo di poco, Venezia, 24enne, senza fissa dimora, bosniaca rom, 3 minori a casa, 3 bambini piccoli e 1 in pancia, di professione ladra borseggiatrice,
grazie al decreto sicurezza approvato dal governo e voluto dalla Lega, la signora è in carcere e non userà più i minori per andare a rapinare le persone per bene. Dalle parole ai fatti, questa è sicurezza. Qualcuno del PD mi ha attaccato perché io voglio i bambini in galera, lungi da me, sono padre, anzi per salvare quei bambini vorrei che i tribunali dei minori, così attenti alle famiglie degli italiani, andassero anche a casa di quelle presunte mamme a salvare quei bambini. Quelli non sono mamme, quelli non sono papà. I bambini vanno salvati. Mestre, poco tempo fa, finalmente grazie a un'altra legge approvata dal governo e voluta fortemente dalla Lega, una casa occupata abusivamente, guarda caso anche in questo caso da uno straniero, è stata immediatamente sgomberata. La proprietà privata è sacra, fuori dalle case occupate gli occupanti di professione. Speriamo che la sinistra non candidi anche questo al Parlamento europeo, visto che per qualcuno fa curriculum. Ormai c'è del curriculum di formato europeo per candidarsi con la sinistra, ma te quante case hai occupato? 15, capolista. Quindi è un master. E sempre, prima di venire qua, spero e penso anche a nome vostro, venendo da Belluno, sono passato per Vicenza facendo una pedemontana che è straordinaria, complimenti a Luca Zaia perché sta facendo risparmiare ore e ore di tempo di coda di traffico e di inquinamento a tanti veicoli. Sono andato al comando provinciale dei Carabinieri di Vicenza che stanotte hanno portato nelle patrie galere 20 nigeriani accusati di organizzazione mafiosa di identità traffico. 20 di meno in giro per il Veneto. Strano, non erano padovani o vicentini, erano di un altro paese, però capita. Sempre questa settimana sono stato in un'altra provincia, mi avvicino alla città del Santo, sono stato a Bagnoli e io la ricordo perché Bagnoli, piccolo e straordinario comune, finiva sulle televisioni nazionali, sulla Rai e su Mediaset 7, 8, 10 anni fa perché era una bomba sociale, e lo dico per i non padovani, perché c'erano più di 1000 clandestini in una ex base militare che pretendevano, uscivano, molestavano, facevano casino. Da ministro dell'interno mi ero impegnato a sgomberarli, li abbiamo sgomberati, ovviamente ci sono tornato e adesso da una bomba sociale sono andato a incontrare i ragazzi della cooperativa perché stasera a Bagnoli non ci sono più clandestini che pretendono, ma ci sono letti, docce e cucine per giovani e anziani italiani in difficoltà, che hanno un problema a casa, hanno un problema sul lavoro e sono giustamente ospitati. Anche qua dalle parole ai fatti. Certo, avere bloccato l'invasione mi è costata 4 anni e mezzo di processo che non è finito perché l'11 dicembre, mentre molti di voi saranno giustamente impegnati pensando alla vigilia, al Natale e al Capodanno, io sarò a processo in Corte di Cassazione a Roma, dove se annullano la soluzione decisa a Palermo rischio fino a 6 anni di carcere. Se per caso dovessi ritornare a processo rischiando la galera, io andrei in quel tribunale a testa alta e orgoglioso di aver difeso i confini italiani come hanno fatto i nostri uomini di squadra. Zero paura, e quello che vi ho detto lo lascio ai candidati come riflessione, a chi incontrerete domani al bar, al mercato, in azienda, in fabbrica, in negozio, in parrocchia. Ma votare o non votare è la stessa cosa? No,
perché quello che vi ho detto, il contrasto allo spaccio di droga, la legittima difesa, lo sgombero delle case, la liberazione di intere comunità e di interi quartieri è stato possibile grazie a chi ha votato, perché chi rimane a casa, se ne lava le mani e poi è il primo a lamentarsi che le cose non cambiano, poi la smetta di chiacchierare e abbiamo dimostrato che volere è potere, quindi l'obiettivo rimane 0 clandestini, 0 campi rom, 0 meschee abusive, fuori tutti, o per meglio dire fuori tutti o fuori dai vai, come si dice. Lavoro e tasse, abbiamo organizzato questa serata a Padova il mercoledì, abbiamo evitato il venerdì perché il venerdì è il giorno di Landini e della CGIL, quindi non abbiamo voluto disturbare chi organizza scioperi per professione, quindi abbiamo scelto un mercoledì perché evidentemente a Landini il mercoledì non piace, non c'è o il lunedì o il venerdì, però vabbè, quindi noi per non rischiare l'abbiamo messa di mercoledì. Ma pensate la follia, oggi è martedì, vabbè, però gli scioperi lui fra il martedì e il giovedì non li fa comunque, sta tranquillo ma oggi è stato rinnovato, e penso che ce ne siano in sala, dopo mesi di lavoro. Abbiamo rinnovato in questi mesi, dall'estate, il contratto dei ferrovieri, 90.000 col nuovo contratto. Il ministro Valditara, ministro della Lega, che sta facendo un lavoro enorme, ha rinnovato 2 contratti degli insegnanti che avranno in busta paga da gennaio anche fino a 2.000 euro di arretrati. Oggi è stato rinnovato il contratto per 137.000 medici e sanitari, per un aumento medio di 500 euro al mese. Indovinello qual è l'unico sindacato dei nazionali che non ha firmato il rinnovo contrattuale? No, ma dai, ma perché? Però, ecco, un sindacato che dice di no a rinnovi contrattuali di 500 euro e ad arretrati di 6.500 euro in busta paga non è un sindacato per i lavoratori, ma è un sindacato contro i lavoratori e le aziende venete italiane. La CGIL è il primo ostacolo allo sviluppo del lavoro e della crescita in Italia. Stando ai fatti, pace fiscale, in questa legge di bilancio, e ne sono fiero, finalmente abbiamo portato a casa la chiusura definitiva di tutte le cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate che stanno tenendo in ostaggio milioni di famiglie, milioni di italiani che hanno fatto la dichiarazione dei redditi ma magari durante il Covid hanno avuto dei problemi e quindi non ce l'hanno fatta, e liberarli da questo macigno è qualcosa di importante. E poi sicurezza, lavoro, tasse, e chi sceglie Alberto domenica fa anche una scelta di vita, l'avete visto, è un ragazzo straordinario. Quello che ci differenzia dalle sinistre è anche il concetto radicato in noi del fatto che il passato non è qualcosa da dimenticare, da ignorare, da rottamare. Un popolo senza radici, un popolo senza passato è un popolo che non ha futuro. La mamma si chiama mamma, il papà si chiama papà, la famiglia è la polemica surreale di 2 anni fa, quando qualcuno lanciò la grande idea di non mettere più le croci sulle vette delle nostre montagne. Ecco, io penso che le nostre montagne e i nostri fiumi siano la testimonianza del sudore e del sacrificio dei nostri nonni, e dobbiamo custodirle lasciandole ai nostri figli e ai nostri nipoti. E guai a chi va a togliere i simboli della nostra storia, della nostra cultura e del nostro presente. Che dire? Ringrazio da
vicepresidente del Consiglio, da ministro, da italiano, uno dei migliori uomini di governo non d'Italia ma d'Europa, ringrazio per questi 15 anni Luca Zaia. E l'ha detto anche Luca, non c'è un vice Zaia, un simil Zaia, un come Zaia, abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo scelto per la guida della Regione Veneto un ragazzo che ha compiuto 33 anni domenica, soprattutto un sindaco, perché chi ha fatto il sindaco può fare il sindaco dei Veneti, può ascoltare, il Veneto ha bisogno di ascolto, di crescita, di attenzione, di premura, e il bello è che la sinistra i giovani li usa per andare in piazza a fare casino, il centrodestra e la Lega i giovani li usano per governare le nostre comunità. È il bello di essere giovani, ma con la testa. E permettetemi, e vado a chiudere, il ricordo di un grande sindaco amato in tutto il Veneto, Giancarlo Gentilini, lo sciarito, che è stato un esempio e un modello. Un grande sindaco e mi permetto di dire anche un grande alpino, perché vista la maleducazione che circola in certi ambienti, qualche mese a fare quello che facevano i nostri alpini farebbe sicuramente bene a qualche ragazzo, a qualche ragazza, ma non per andare a fare la guerra in giro per il mondo, non dipende di confini fa. Quindi tradizione e innovazione, identità e futuro, per me è una gioia. Siamo forti, uniti e compatti a livello nazionale, siamo forti, uniti e compatti a livello regionale e a livello locale, e quindi grazie, in bocca al lupo a tutti voi, e quindi lo dico con l'emozione e la gioia nel cuore: viva il Veneto, viva l'Italia, viva San Marco e viva la Lega. Grazie di cuore a tutti voi. E continuiamo con gli uomini di governo. Sono molto felice di invitare sul palco qui con me Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Io ho una grande ammirazione per i veneti. Vi spiego perché dopo la seconda guerra mondiale il Veneto era una delle regioni più arretrate, più in difficoltà d'Italia. Oggi il Veneto è una regione all'avanguardia. E perché questo? Perché il popolo veneto, perché i veneti hanno saputo rimboccarsi le maniche, hanno trasformato le paludi in industrie e oggi è veramente una regione all'avanguardia e fondamentale per la crescita economica del nostro paese. Per questo ho detto grande ammirazione.
noi abbiamo come governo nazionale anche il dovere di sostenere e incoraggiare il lavoro dei veneti. Il Veneto, e lo dico da ministro anche del commercio internazionale, è la terza regione italiana che esporta di più ed è fondamentale per permetterci di avere l'export come quasi il 40% del nostro prodotto interno lordo. Ma questo perché? Perché in Veneto ci sono imprese, industrie che lavorano, che producono, che danno lavoro a tanta gente, che hanno il dovere di essere sostenute, e noi abbiamo anche il dovere di difendere da a volte sciocchezze che vengono da altrove, perché abbiamo votato contro anche qualche giorno fa alcune cose che non vanno sulla politica contro il cambiamento climatico, perché è giusto difendere la natura, è giusto difendere l'ambiente, ma mai a scapito dell'industria e dell'agricoltura, che sono gli strumenti per creare lavoro. È sbagliato dare obiettivi irraggiungibili. È sbagliato per esempio dire che non dobbiamo produrre più auto non elettriche a partire dal 2035. È sbagliato fissare obiettivi ambiziosi che non possono essere raggiunti. Dobbiamo, insomma, con una politica regionale e nazionale, avere un'azione contro il cambiamento climatico che sia intelligente e pragmatica. Aiutare le imprese significa anche questo: serve una buona politica energetica, perché se un'impresa veneta deve competere con un'impresa tedesca, con un'impresa francese sul palcoscenico internazionale, ha bisogno di pagare di meno l'energia, perché l'energia costa troppo. Ecco perché azzoppa la competitività, ecco perché serve puntare sul nucleare. Lo abbiamo fatto con grande determinazione, questo governo ha cambiato le cose, a partire dal Presidente del Consiglio, passando attraverso il ministro Giuseppe Catini, con il consenso di tutti quanti noi abbiamo fatto una scelta coraggiosa, e questa sì, una scelta che va nella direzione di combattere il cambiamento climatico, perché il nucleare non è inquinante. Sono tutte scelte concrete, così come abbiamo dato indipendenza energetica all'Italia acquistando gas altrove, non più dalla Russia. Abbiamo deciso di puntare su una politica energetica moderna, senza mai avere posizioni estremiste, ma dobbiamo avere una vera politica industriale in Italia ed in Europa. Dobbiamo fare di tutto perché le imprese venete possano essere sempre più in grado di investire e di esportare all'estero. I dati dell'export sono positivi in Italia, ma dobbiamo fare attenzione a studiare dove andare ad investire, dove andare a esportare. L'Europa è un grandissimo mercato, gli Stati Uniti sono un grande mercato, nonostante i dazi. Mi preoccupa più la differenza tra dollaro e euro dell'aumento dei dazi. Quello sì che è pericoloso. Se l'euro è troppo forte fatichiamo ad esportare, quindi bisogna che la Banca Centrale Europea abbassi il costo del denaro, faccia un quantitative easing, compri titoli e metta più denaro in circolazione in Italia e in Europa, così le nostre imprese potranno competere sul serio. Dobbiamo avere una politica industriale europea, dobbiamo ridurre la burocrazia. Il fardello burocratico è una specie di cappa di piombo su tutti coloro che intraprendono, piccoli, grandi, medi. Burocrazia, lentezza. È un'altra cosa che noi dovremmo fare prima della fine di questa legislatura, una vera rivoluzione burocratica, tagliare laccioli che impediscono alle imprese di volare. E se potranno volare anche molto di più al di là dei nostri confini. Ci sono grandi mercati da esplorare, i paesi del Golfo, l'India, la Turchia, il Giappone, l'Oriente, il Canada, il Messico.
tutti i paesi dell'America Latina, il continente africano, ci aspettano con grande, il Vietnam, aspettano le nostre imprese con grande affetto, perché lo diceva oggi il Presidente del Consiglio nel corso del suo intervento al grande vertice che abbiamo fatto a Roma sull'italofonia, dove decine di ministri hanno parlato in italiano. Questo significa che l'Italia può fare molto perché è amata, è apprezzata, grazie al suo saper fare, grazie ai nostri militari, grazie a tutti i nostri migranti che sono dei veri grandi ambasciatori del nostro paese. Allora una grande politica per l'export, noi abbiamo un grande piano del governo per raggiungere l'obiettivo 700 miliardi di esportazioni, questo riguarda direttamente il Veneto che intraprende, con le sue migliaia, decine di migliaia di piccole, medie e grandi imprese. Abbiamo fatto anche la riforma del Ministero degli Esteri per dire dovremo trasformarci in un Ministero economico per favorire la crescita attraverso le esportazioni. E ogni ambasciata d'Italia si dovrà trasformare, e lo stiamo già facendo, in una grande piattaforma per sostenere ovunque nel mondo tutte le nostre imprese. Anche il più piccolo imprenditore veneto che andrà in giro per il mondo non dovrà mai sentirsi solo, perché ci sarà l'ambasciata italiana che dirà il governo c'è, ti sostiene, ti appoggia, ti aiuta ad esportare, ti aiuta ad investire in quella parte del mondo. Non è da sottovalutare la politica industriale, non è da sottovalutare il sostegno alle imprese. Le imprese, anche quelle piccole, certo ci sono le grandi imprese che rappresentano molto, ma ci sono piccole imprese che però rappresentano 4 milioni in Italia, di piccole e medie imprese che rappresentano la colonna vertebrale della nostra economia. Allora noi dobbiamo ridurre le tasse, abbiamo tagliato il cuneo fiscale, abbiamo stabilizzato, con un lavoro sinergico tra il governo e le amministrazioni regionali, quelle di centrodestra. E i risultati si vedono, abbiamo visto in Veneto. Non possiamo certamente non dire che questa regione è stata ben amministrata, merito del suo presidente, merito del centrodestra. I risultati si vedono. Possiamo fare naturalmente ancora di più. Vogliamo vincere soltanto per dire che abbiamo un giovane e bravo presidente? Certo, puntiamo sul futuro, perché Stefani rappresenta il futuro anche di questa regione, un giovane che ha dimostrato di essere già all'altezza di guidare una realtà così importante come il Veneto. Ma vogliamo vincere per governare bene, per continuare il lavoro già intrapreso e per raggiungere gli obiettivi che non siamo riusciti a raggiungere. Penso anche al settore della sanità. Io ho grande riconoscenza alla sanità del Veneto, perché non è un segreto, devo alla sanità veneta se mia figlia è stata guarita da una malattia abbastanza grave, e quindi questo certamente per me è un riconoscimento che posso fare alla sanità veneta, però c'è ancora tanto da fare. Dobbiamo sconfiggere definitivamente il problema delle liste d'attesa. Certo che ci vuole tempo, non basta l'impegno, non basta certamente una bacchetta magica che non c'è, che nessuno ha. Impegniamoci tutti, anche il governo nazionale deve impegnarsi ad aiutare nel rispetto dell'autonomia. Nel rispetto dell'autonomia, sotto il simbolo di Forza Italia c'è scritto autonomia per il Veneto. Grande rispetto per l'autonomia, ma rispetto per l'autonomia non significa dimenticare che cos'è il Veneto. E quando parliamo di sanità dobbiamo ricordare, proprio per ridurre le liste d'attesa, per rendere più efficace il sistema, abbiamo con questa finanziaria investito 7 miliardi e mezzo, e voglio ringraziare quest'oggi il Ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo, che ha firmato il nuovo contratto dei medici con un aumento di 500 euro al mese, così come era stato firmato un aumento di 500 euro al mese per gli infermieri del pronto soccorso, quelli che devono battersi per tagliare le liste d'attesa. Medici che sono stati eroici, sanitari, tutti sono stati eroici durante la tragedia del Covid.
Ma se noi vogliamo avere una sanità efficiente dobbiamo anche il dovere di avere più medici, più infermieri, più personale sanitario e dobbiamo pagarli nel modo migliore possibile. Indovina chi non ha firmato oggi il contratto dei medici? Un sindacato solo non ha firmato tutti, uno no. Indovinate chi è? La CGIL di Landini, perché evidentemente ha più a cuore gli stipendi dei sindacalisti che quelli dei medici e degli infermieri. Soltanto per il gusto di dire noi siamo contro il governo. Essere contro il governo non significa che non bisogna aumentare lo stipendio ai medici e agli infermieri del pronto soccorso. Uno può criticare il governo, è legittimo, per carità, ma il sindacato deve difendere i lavoratori, non fare la quinta colonna dell'opposizione. Può criticare il governo sui temi del lavoro, lo faccia, ma quando si deve firmare un contratto che aumenta lo stipendio nel settore della sanità bisogna avere il coraggio di dire non me ne importa nulla se lo firma il governo di centrodestra, se lo firma un ministro di Forza Italia, se al governo c'è Giorgia Meloni, lo firmo perché è interesse della sanità, per curare nel modo migliore possibile i nostri concittadini. Questo bisogna fare, un sindacato serio si occupa dei diritti alla salute dei cittadini italiani. E stiamo facendo tanto anche per la lotta contro l'immigrazione irregolare. Siamo stati con il ministro Piantedosi a fare un giro in Africa per contrastare i signori trafficanti degli esseri umani, di droga e di armi. Sono sempre gli stessi. Ne abbiamo parlato l'altro giorno al vertice con i ministri degli esteri e della difesa del Regno Unito, ne abbiamo parlato al G7 la settimana scorsa in Canada. Vogliamo sconfiggere l'immigrazione irregolare perché noi non vogliamo gente che venga qui a dare fastidio nelle stazioni, a fare i delinquenti o andare a fare i trafficanti di droga come quelli che sono stati arrestati dai carabinieri proprio per questo. Politica industriale abbiamo bisogno di immigranti regolari, cioè persone che vengono qua formate, che vengono a lavorare, che rispettano le nostre regole, che rispettano le nostre leggi e si inseriscono all'interno del nostro mondo. Noi non dobbiamo però neanche dare adito o segno di debolezza, perché come possiamo essere rispettati da chi viene a casa nostra se togliamo il crocifisso dalle scuole, se lo togliamo dagli uffici pubblici? Integrare i lavoratori di cui hanno bisogno le nostre imprese, lo so bene, ho parlato con tanti imprenditori di questa straordinaria regione, c'è bisogno di lavoratori stranieri, ma noi vogliamo lavoratori che studiano l'italiano, che imparino l'italiano. Ho inaugurato l'altro giorno l'Istituto Italiano di Cultura a Dakar in Senegal e guarda caso durante l'inaugurazione era in atto una lezione di italiano per giovani operai che sarebbero dovuti venire a lavorare nel nostro paese. Studiavano prima l'italiano e poi venivano a lavorare e si sarebbero integrati. Questo è quello che bisogna fare. Non si venga certamente a dire che siamo razzisti quando ci battiamo contro l'immigrazione irregolare. Ecco, io vorrei che tutti i migranti regolari si comportassero come quel giovane che ha deciso in questa città di arruolarsi nella Polizia di Stato, di diventare un agente della CER e voglio vedere se i signori Propal o gli anarchici o gli estremisti di sinistra gli diranno anche a lui che è un delinquente. È un ragazzo che merita la nostra stima, ha detto forse i miei genitori volevano che io facessi qualche altra cosa, ma ho deciso di diventare un poliziotto perché voglio difendere la legge e la legalità nel paese dove sono nato, anche se le mie origini non sono italiane, ma io sono italiano e voglio fare l'agente della polizia. Questo è il modello di integrazione nel quale noi crediamo.
quel giovane della Celere di Padova, credo che tutti quanti noi dobbiamo inviare un messaggio di ringraziamento a tutti i carabinieri, i poliziotti, gli agenti della Guardia di Finanza, gli agenti della Polizia Penitenziaria, tutti i nostri militari e forze del mondo che ci permettono di essere un grande paese, che ci permettono anche, per ritornare all'inizio del mio intervento e per concludere, di esportare, perché senza quei tanti nostri militari che fanno del bene sia ai confini tra il Libano e Israele, ai confini tra la Serbia e il Kosovo, a Djibouti, nel Niger, in Albania, in Montenegro, in tante parti del mondo. Ecco, senza quei giovani, quei ragazzi e quelle ragazze, sarebbe più difficile anche far arrivare le nostre imprese, perché loro sono gli avamposti dell'Italia per bene, dell'Italia che vuole fare. Sono loro i primi ambasciatori delle imprese italiane e delle imprese del Veneto. Ecco perché io sono assolutamente convinto che con il nuovo governo di questa regione, con Stefani presidente della regione Veneto, con una squadra fatta di donne e uomini che puntano sulla crescita di questa regione, con il sostegno del governo nazionale si potranno fare grandi passi in avanti per creare nuovi posti di lavoro, per integrare coloro che vengono a lavorare nel nostro paese, per curare meglio i nostri concittadini, siano giovani, meno giovani. Dobbiamo tener conto anche di una popolazione che si invecchia, a loro dobbiamo guardare molto attentamente quando parliamo di sanità, e anche su questo lavoreremo come governo. Ecco, da questa forza, da questo rapporto tra il governo nazionale e il governo locale, io credo che il Veneto, i veneti potranno trarre grande vantaggio. Per questo vi chiediamo di votare per Forza Italia, di votare per il centrodestra, di votare Stefani presidente. Purtroppo per il nostro paese non esiste più il centro-sinistra, cioè non esiste più un'alternativa al centrodestra, esiste soltanto la sinistra. E questo non è un vero, c'è solo l'estrema sinistra. Questa era una regione dove la Democrazia Cristiana aveva percentuali incredibili. Bene, dopo la fine della DC molti hanno votato per Forza Italia, per la Lega, per Fratelli d'Italia, ma molti hanno anche votato per il Partito Democratico. Ma voi pensate oggi che uno che ha votato per la Democrazia Cristiana, che pensava a Rumor, a Bisaglia, pensava ai grandi leader democristiani veneti, possa votare per la Schlein, per Pico e per Conte? Che è stato abbandonato dalla sinistra e che non può fare parte della grande famiglia dell'astensione. A loro abbiamo detto, e lo dico a tutti i candidati di Forza Italia in modo particolare, dite loro che c'è una casa per i moderati, per i cristiani, per i liberali, per i riformisti, i garantisti, gli europeisti, gli atlantisti che hanno votato in passato in buona fede per il PD o per altre forze del centro-sinistra che non esistono più, che oggi l'alternativa e la difesa di quei valori è al centro del centrodestra. Perché centrodestra unito significa futuro, significa prospettiva. Ecco perché vi chiediamo di combattere fino alla fine, sempre vince, ma io vorrei che si stravincesse il Veneto. Quindi un grande in bocca al lupo a tutti i candidati, al nostro presidente. Viva il Veneto, viva l'Italia, viva Forza Italia, viva il centrodestra, convinti che tutti insieme, uniti, daremo ancora di più speranza al nostro paese.